Grazie Alessandro. Allora andiamo a conoscere un po' di atleti. Abbiamo un sacco di atleti, cominciamo con Elisabetta Priante dello squash. Un applauso Elisabetta. Ciao. E tu? Allora lo squash, chi è che ce la presenta, Rocco? Elisabetta Priante è campionessa regionale per quest'anno, ma quanti titoli hai vinto negli ultimi anni? 5 e 3 consecutivi negli ultimi 3 anni. Ecco, quindi diciamo... Quindi questo comporta un secondo applauso perché abbiamo una campionessa. E anche atleta della nazionale italiana. Esatto, anche questo. Com'è l'esperienza nazionale? Cioè, come ci si sente selezionati per far rappresentare? Beh, è una grandissima emozione, un grandissimo onore. Io sono contenta di essere Hai già fatto gare, tornei internazionali con la nazionale? 3 settimane fa si sono svolti a Riccione i campionati a squadre europei e io ho avuto l'onore di poter partecipare ed è stata un'esperienza bellissima. Adesso i programmi che hai? Adesso, gare, tornei? questo weekend ci sono i campionati italiani individuali ed questo sarà il mio ultimo torneo della stagione, poi ci sarà la pausa estiva e la stagione inizierà a ottobre. Ti aspetti portare a casa non dico qualcosa? Niente. Non diciamo niente. Incrociamo le Il nostro dita. applauso porta bene di solito. Vorrei anche ricordare Beatrice. che Elisabetta è arrivata terza ai campionati assoluti a squadre con la 2001 Padova, quindi per il primo anno sono stati promossi l'anno scorso e quest'anno hanno raggiunto il terzo posto. È anche ufficio marketing la ragazza o solo comunicazione? Pensa un po'. Bene, brava, passiamo il vediamo microfono dietro. dietro. Conosciamo i ragazzi e le ragazze che sono qua con noi. Salve, sono Andrea Marangon, gioco a squash da 3 anni. È campione, Società. ecco, è il campione prima categoria del Veneto in carica. Complimenti, allora. Grazie. Sai che qua dobbiamo fare ogni atleta un applauso perché siete tutti dei campioni nel vostro sport. Non ho iniziato da molto, ma posso Ascolta, dire... ma te calcio, basket, pallavolo, zero, cioè squash. Ho praticato gran parte degli sport, però 3 anni fa ho conosciuto questo sport grazie a un amico e mi ha appassionato e sono 3 anni che vado avanti e è una grande passione. Alessandra ti Con chiedeva ottimi risultati la anche. società Di appartenenza? E Squash Club Pegaso. Va bene. Passiamo dietro, c'è un altro tuo compagno di squadra perché vedo la conosco un stessa. modello di moto dell'Aprilia, per esempio, giusto per rimanere in tema. nel mio. Prego. Ciao, sono Christian Perin e gioco per la stessa squadra di Andrea. Pegaso, che ha una sede, immagino, cioè è ubicata in un paese Sì, Da Cornedo Vicentino. da Cornedo, ecco, questo volevo capire, perché sentivo la parlata un po' alto vicentina, ma non volevo azzardarmi, di solito sono di Rovigo quando dico così, insomma, comunque, bene, fa piacere, bella zona. Christian Perin è medaglia di bronzo under 17. Va bene. Ce l'avete Ai sempre la campionati pista di italiani. motocross lì a Campionato. Cornedo, c'è sempre? Loro giocano a che sta? squash, quindi Pino del lo sa, motocross delle non moto, gli interessa. Ma proprio vedo che è rimasta anche su internet. Infatti Chi si è è che va? guardato C'è un motorino? allucinato. No, vede un motorino, un ciao, niente. Una volta. Ma che ospiti abbiamo qua? Non si parla mai di moto. Bene, Andiamo in fianco. complimenti. A fianco? Salve, io sono Gerenia Bicego e pratico squash da circa 5 anni, 6, Hai iniziato da piccolino? Quanti Sì. anni avevi? 7 anni circa. Ti Sette, diverti? sei anni. Sì, cioè Sì, proprio da 5 anni sai che ti gioca, piace. quindi È campione italiano under 15. complimenti. Allora, un Gerenia applauso. No, ma ci hai portato il fiore qua, Rocco, oggi, Bravo. Dietro Passiamo di te, a... una ragazza, stessa società? Sì, io sono Via Letizia e gioco a squash da 2 anni. Quindi tu hai aspettato un po' per deciderti un po'. Sì, prima giocavo Ma a tennis. cos'è stato l'amore? Cos'è che ti ha fatto appassionare? No, è stato il programma scuola squash, cioè con la scuola fanno un po' di squash e ci hanno portato a fare tornei scolastici e dopo da lì Ti è il piaciuto? mio Vedi che è allenatore mi ha... importante sempre questo mondo della scuola. Certo. Beh, Letizia con la squadra del Pegaso sono arrivati secondi ai campionati italiani a squadre under 17. Bravi, complimenti. Andiamo Adesso a invece abbiamo conoscere l'allenatore di Letizia adesso, non l'hai Prego. scoperta? Io sono il coach Letizia. Diego Bertoldo, salve a tutti. Niente che dire,
Anch'io sei del Pegaso, sei tutto il gruppo. Del Pegaso di Cornedo, sono orgoglioso ovviamente di questi ragazzi, anzi anche se li bacchetto come è giusto quotidianamente, che sia, perché comunque sono molto bravi. I racchetti si può sempre più che no. Quello no, ma comunque. Ma come ci si allena a scuola? Cioè basta giocare, c'è tutto invece un aspetto di preparazione fisica c'è diverso? Una preparazione molto complessa se lo si vuol fare comunque a livelli alti. Avvicini un pochino al microfono. Sì, è piuttosto complessa perché è uno sport che richiede prontezza dei riflessi, rapidità, resistenza stessa, perché comunque le partite fiato proprio perché le partite possono durare oltre l'ora, e anche uno scambio di gioco anche oltre un minuto, cambi di direzione, insomma, quindi la preparazione è piuttosto impegnativa, però vedo che i ragazzi comunque ci sono tecniche di gara, come si suol dire. Cioè vedo che il gioco, diciamo, è un gioco molto di astuzia, vorrei dire, nel senso che comunque devi mettere la palla che rimbalzi in un certo modo, che l'avversario sia spiazzato, eccetera. C'è una strategia, ci sono caratteristiche specifiche di vari giocatori, cioè ogni giocatore ha una sua tecnica o ha un suo stile, chiamiamolo? Sì, sicuramente sì. È importante avere una tecnica di base corretta, poi ognuno ha il suo stile personale ovviamente, però come diceva, l'aspetto tattico è molto importante nello squash, quindi si può impostare una partita in modo diverso a seconda dell'avversario, a seconda che sia abile sul dritto, sul rovescio, nella parte anteriore o posteriore del campo. Quindi è uno sport barra gioco, diciamo, che richiede molta intelligenza, molta astuzia però anche un po' di controllo, perché avendo l'avversario a fianco ti viene poi qualche volta ha voglia di dargli una racchettatina. Il fair play innanzitutto, quindi fare molta attenzione quando c'è un pericolo, fermarsi, si chiede un let in questi casi, quindi si rifà lo scambio di gioco, molto fair play appunto, e poi potendo usare anche le pareti laterali, il bost si chiama il colpo, praticamente le soluzioni di gioco sono molte. Quindi si può utilizzare quella più appropriata a seconda dell'avversario che abbiamo davanti. Faccio una domanda banale, parlavamo di sport sudamericani, la pelota c'entra qualcosa o proprio tutto, non è che c'è un campo solo più lungo e basta? Mi viene in mente, altrimenti ci arrabbiamo, ve lo ricordate con Bud Spencer, che c'è questo bellissimo incontro di pelota, tutta un'altra cosa? Sì, qualche piccola affinità c'è, ma comunque è un'altra cosa. Ce l'abbiamo in Italia la pelota, la prossima volta li invitiamo gli amici della pelota. Beatrice, al plebiscito ci facciamo l'Academy School della pelota. Bene, un applauso al nostro allenatore. Andiamo a conoscere un po' di atleti. Tuo nome? Mi chiamo Bettella Tommaso. Giochi? Gioco a tennis e questo è il 4º anno che lo pratico. Dove giochi? Gioco al plebiscito Padova. Qui abbiamo tutta una carrellata di atleti del plebiscito. Dai, adesso vediamo saluto il fianco. veloce di Saluto tutti. veloce. Buongiorno, sono Lovato Federico e ho 10 anni e gioco e questo è la fine del 4º anno in cui pratico questo sport. Un applausino bello perché ha un bel sorriso. Se c'è qualche campioncino, Beatrice, magari ce lo segnali. Il ragazzo Lovato è appena finito i campionati regionali, lui è arrivato al 2° posto nel campionato, è uno insieme a Bettella, il ragazzo di là, invece faranno la Final Four dell'Under 12 della loro categoria, per cui sono tra i più promettenti della regione. Bravi. Bene, bravi. Insieme a ragazzo che adesso parlerà. Andiamo a presentare adesso. Salve, sono Rocco Palombarini e ho 10 anni e gioco, questo è il 5º anno che gioco a tennis. Per questi avevano la racchetta più grande di loro quando anche il borsone. Anch'io credo soprattutto. Sai che posso dire di aver cominciato anch'io alla loro età, perché io andavo all'asilo Telesianum col maestro Ugolino che tutti conoscete. Storico. E io quindi avevo 5-6 anni al Telesianum di Padova e quindi anch'io potevo essere, vedete che dopo come diventate, non vi preoccupate. Andiamo avanti. Salve, mi chiamo Alessia Madia, ho 16 anni e gioco da quando avevo 9 anni e quest'anno gioco in Serie B. Però, quindi siamo già anche nelle categorie. Quando è che si entra nelle categorie?
Cioè la società che è in una serie o è l'atleta? No, l'atleta. Man mano che giocano ottengono dei punteggi con le vittorie che fanno e salgono un punteggio personale. È quello che si sente poi, che sentiamo le classifiche, il terzo del mondo, eccetera. Come sono? Ci sono dei punteggi in base ai tornei? Sono dei punti che acquisiscono nei tornei che fanno. Più ha rilevanza il torneo, più il punteggio è alto. Che sono punteggi della federazione? Non confondiamo il punteggio FIT con il ranking ATP, che sono due cose diverse. Ecco. Quindi qual è la differenza tra le due cose? La classifica Uno si quanta in dollari, immagino. Si ottiene vincendo delle partite in un torneo FIT, quindi in Italia. Okay. Il ranking ATP si ottiene vincendo delle partite in tornei ATP che a seconda dell'importanza fruttano più o meno punti. Okay. Diciamo che comunque alla base c'è questo calcolo che viene fatto un calcolo su tabelle matematiche. Prego. Ciao a tutti, sono Federica Salmaso, gioco a tennis da quando avevo 8 anni e quest'anno sono in Serie C. Bene, complimenti anche a lei. Allora. Le 4 ragazze sono anche loro alla Final Four dell'Under 16 femminile, per cui sono tra le migliori Under 16 della regione. Poi ti spiego cosa sono le Final Four. Dopo sì, in privato voi o anche in pubblico. Le presentiamo, poi magari ce le spiega, andiamo avanti a conoscere. Salve, sono Gloria Ceschi e gioco a tennis da 6 anni e ho 16 anni. Brava. E a fianco? A fianco. Salve, sono Melissa Valerio, ho 14 anni e gioco anche da 6 anni. Quindi avete cominciato tutte giovani. Andiamo avanti con i ragazzi in prima fila. Sì, io sono Giorgio Faggian, ho 12 anni e gioco da 4 anni. Sì. Fai solo questo sport o ne fai anche? Sì, faccio solo questo. Ormai sono quasi semiprofessionisti come... L'impegno che hanno loro è quotidiano di circa 3 ore al giorno. Addirittura, quindi importante. È molto importante. Un po' come il nuoto, diciamo un po'. Credo che a certi livelli l'impegno sia per tutti gli sport abbastanza impegnativo. Fra tecnico e preparazione fisica, perché dobbiamo considerare anche quella che sta assumendo un ruolo sempre più importante nello sviluppo e nella preparazione dell'atleta. Prego. Salve, sono Alberto Martellato, ho 14 anni e pratico questo sport da 4 anni e gioco al plebiscito Padova. Bravo, prego, avanti. Salve, sono Lorenzo Favero, ho 13 anni, gioco a tennis da 6 anni e anch'io mi alleno al plebiscito Padova. C'è qualcuno, c'è questa differenza tra il mancino? Io mi ricordo con McEnroe c'era l'idea che il mancino fosse più livelli tante più volte killer. ci si accorge che l'avversario è mancino alla fine della partita, tanto per capirci, per cui sono talmente concentrati nel gioco che non si rendono conto se l'avversario sia mancino. Non cambia, insomma. Questo per... Sì. E gli ultimi 2 ragazzi, Giorgio e Lorenzo, fanno parte invece, sono osservati regionali del centro periferico della federazione, per cui sono osservati dalla federazione. Sono entrambi under 14. Bene, passiamo il microfono agli ultimi due ospiti. Salve, sono Cecilia Barbiero, gioco anch'io in Serie B con Alessia e altre 3 ragazze che sono Giulia Squadrin, Lisa Bastianello e Sara Etchel, che purtroppo non sono qui, però saluto. Sei quella che ha fatto appassionare il papà al tennis o viceversa? No, è lui che ha passato la passione. Alessandra, chiediamo sempre, no, ma chi è che ti ha portato a fare? No, ma credo che questa volta sia un po'... No, ma loro ce l'hanno alla nascita, nel certificato di nascita. Non mi prendo questa responsabilità, no. perché dopo è colpa della mamma. Ah, ecco. Anche la mamma ci si è messa, prego. Ecco, la Cecilia insieme alle altre ragazze fanno parte invece del nostro gruppo che fa attività internazionale, perché nel passaggio che c'è tra l'attività nazionale, man mano che sali, provi con i tornei internazionali. E le altre ragazze infatti in questo momento sono a fare dei tornei fuori Italia. Bene, chiudiamo con un tennista di cui ho saputo cose importanti. Sono Riccardo Marconna e sono l'allenatore di alcune delle ragazze qui presenti, insegno presso appunto il Vidal plebiscito. cosa ha detto quella volta che ti ha incontrato? Nadal, scusa, no, Vidal era uno shampoo, bagno schiuma, scusa, Nadal mi ha fatto i complimenti per il diritto, per il diritto a fine allenamento. Ho avuto questa bellissima occasione di allenarmi con lui agli internazionali di Roma. Allenato? Sì, ho fatto una settimana intera agli internazionali come palleggiatori, diciamo, dei giocatori. Ecco, voi che siete, diciamo,
sicuramente decisi che questo è lo sport che vi piace, che vi è piaciuto nella vita, eccetera. Però di fronte a questi fenomeni, dobbiamo dire così, come ci si sente? Cioè si ha una sorta di ammirazione? Sì, decisamente, anche perché sono veramente comunque sono sopra le righe, diciamo. Un po' da fantascienza. Però c'è anche da dire che dopo aver passato una settimana insieme a loro, perché alla fine ho vissuto il torneo degli internazionali da dentro, ti rendi conto che sono delle persone semplicissime che sono resi grandi dagli eventi, dagli sponsor, dalla folla che li acclama, però in realtà loro poi sono delle persone molto semplici, solo che sanno fare una cosa che facciamo noi molto bene. E quindi sicuramente c'è una grande ammirazione e una grande stima, però ripeto, una volta che ti ci abitui poi in fondo non è nulla di così paranormale, diciamo. Sarebbe stato come per me montare Valentino Rossi, per dire, dietro la Vespetta. Bene, bravi ragazzi. Alessandro, chiudiamo il discorso del Final Four. Sì, voi anche 2 dati a livello regionale sul tennis. Ci mancherebbe. Allora, il movimento è in continua crescita sia a livello nazionale che a livello regionale e anche provinciale, quindi. Così rapidamente abbiamo nel Veneto 225 società affiliate, partecipanti ai tornei FIT. A fine maggio 9.683, l'anno scorso alla stessa data 8.445, quindi c'è un incremento sensibile. Notevole, 15%. Tesserati complessivi a livello regionale 21.190, con tutti i tipi di tessera. Gli agonisti, quelli che partecipano ai tornei FIT e quindi necessitano di tessera agonistica, idoneità agonistica, eccetera, eccetera, sono 7.022. Tra under e over. E maschi e femmine, naturalmente. Certamente, maschi e femmine, insomma, poi... Com'è la proporzione tra i maschi e le femmine? Beh, sono sicuramente di più i maschi. Adesso la percentuale però con i successi che abbiamo con le nostre atlete. Sì, tra l'altro stava vincendo l'Errani, prima ho sentito per radio mentre venivo qui con la Petkovic. Speriamo che... Vediamo chi vedrà la trasmissione ci saprà dire poi esattamente com'è andata. Quindi gli agonisti 7.000 su 21.000, gli altri hanno tessere non agonistiche, quindi tessere socio o tessere non agonistiche. Ok, e queste fasi Final Four, eccetera? Le Final Four giovanili, allora, si disputano a fine giugno, inizieranno, ci troveremo tutti al Commodore di Montegrotto il 26 sera, ci sarà la cena di gala, di benvenuto, le gare cominceranno il 27 mattina, e dureranno il 27, il 28 e il 29, quindi la manifestazione si concluderà domenica 29 nel pomeriggio. Partecipano alle Final Four le più forti squadre del Veneto under, dagli under 10 agli under 16, 4 per categoria, 28 squadre in tutto. Le categorie giovanili possiamo ancora definirle? Sì, solo under, e poi naturalmente determineremo quelli che saranno i vincitori del titolo regionale. Ecco, quindi insomma sarà un impegno una 3 giorni molto intensa. Torniamo a Montegrotto presso la Tennis Commodore Academy che si trova all'interno dell'Hotel Commodore, come l'anno scorso, perché ha avuto molto successo la manifestazione. Insomma, la location è bella, importante, ormai i nostri territori uganeo e si sa quanto bello è anche questa valorizzazione del territorio anche. Sì, poi c'è una struttura fissa che copre 3 campi che ci garantisce comunque lo svolgimento. Indipendentemente dal tempo che in quest'ultimo periodo... C'è stato un momento qualche anno fa che il tennis sembrava un pochino, si stagnava, mi pare che qua siamo... sicuramente il trend positivo è iniziato nel 2005, poi nel 2006 abbiamo vinto la Fed Cup, e c'è stato un incremento notevole e da allora non è mai cessato. Influiscono ancora i risultati dei nostri atleti, diciamo, nazionali? Sicuramente aiutano molto. Se noi avessimo anche un giocatore, un top 10, un giocatore tra i primi 10 del mondo, le cose andrebbero ancora meglio. Ecco, succede, abbiamo la pausa di nuovo? Sì, va bene, parliamo dopo, abbiamo ancora dobbiamo presentare gli ultimi atleti e anche qualche evento, quindi linea alla regia per la pubblicità. Grazie.